Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Allora, oggi sono solo, come vedete non c'è con me il fido Massimo Privitera, ma sarò in buona compagnia perché con me, secondo me, è uno dei compositori, diciamo, della nuova scena italiana, che poi scopriremo che tanto nuovo non è, perché in realtà ha già numerose colonne sonore all'attivo, ma secondo me è, per quanto riguarda lo stile, per quanto riguarda la sua attitudine, ecco, alla musica applicata, posso dire che è tra le personalità più originali che ho incontrato in questo momento in Italia. Quindi sono molto felice di avere qui con me, eccolo qui, Valerio Vigliara. Ciao Valerio, buonasera. Buonasera a tutti, felicissimo di essere qui con te a chiacchierare. Allora, per prima cosa andiamo subito al cuore di questa nostra intervista, o perlomeno all'elemento diciamo che ha scatenato, ecco, l'intenzione di intervistarti, cioè questa tua prossima performance che farai al Marte Live, che è una manifestazione decisamente importante, performance, concerti e quant'altro, che in questi 2 giorni, ovvero il 14 e il 15, andranno in scena. Tra questi vado a leggere presso l'Atelier Montes una line-up di artisti ricercati, compone un nuovo format del macrocosmo Marte Live immersiva, che promuove un'immersione profonda tra le onde del suono e tra immagini e proiezioni multimediali. Durante la seconda serata, 15 ottobre, andranno in scena le suggestioni intime e immersive del concerto al buio di Valerio Vigliara, dove la musica diventa esperienza sensoriale e collettiva. Allora, ci parli un po' di questo progetto, Valerio? Allora, sostanzialmente sarà una performance di una quarantina di minuti che verrà fatta al buio, per quanto è possibile, diciamo, ricreare, diciamo, il buio in uno spazio pubblico, quindi sarà più una sorta di penombra. Però, diciamo, la cosa importante è che in qualche modo io ho accolto l'input e la provocazione del direttore artistico Peppe Casa di questa manifestazione, che mi ha detto: perché non facciamo un concerto in cui c'è il suono come unico, diciamo, fulcro dell'attenzione. E chiaramente io sono stato molto contento, perché pur se sono tantissimi anni che lavoro con la musica applicata in senso lato, cioè con le immagini, con il teatro, con l'arte contemporanea, però diciamo che nasco come musicista puro. Sarò da solo con un pianoforte elettrico e mi porto anche un vocoder Mm. con cui, perché io uso anche molto la voce, diciamo, l'approccio corale, e quindi insomma, diciamo che la voce e il pianoforte saranno i due traini di questo concerto, che potrei definirlo quasi una sorta di meditazione preghiera, perché comunque andrò a toccare vari linguaggi che mi appartengono, un po' dal jazz, dal minimalismo, dal concetto di mantra, anche, diciamo, dalla poliritmia che non ha a che fare con la musica occidentale, diciamo così a grandi linee. Quindi sarà un viaggio sonoro, in cui, diciamo, che non ci sarà l'appiglio della luce, quindi ci sarà Quello è il dato. sì. Senti, hai toccato un argomento che avevo notato, mi riferisco in particolare a una tua colonna sonora, quella di Fuori, che poi è quella che mi sembra più di altro ti ha dato proprio, ti ha puntato i fari addosso. Ecco, a differenza di tanti altri tuoi colleghi, le tue colonne sonore sono particolarmente suonate, cioè si vede che sfrutti anche molto gli strumentisti che hai con te, proprio c'è il dato quasi jazzistico di disegnare appunto una colonna sonora, che è abbastanza inusuale in Italia. Io peraltro vorrei nominare, ecco, i musicisti che hanno fatto parte di Fuori, oltre a te ovviamente pianoforte, synth, campionamenti, Daniele Fiaschi chitarra, Gabriele Cohen clarinetto basso, Matteo Pezzolè basso, Cristiano De Fabritis e Fabio Rondanini batteria, e in più un'altra cosa di cui ti parlerò qui, missato da te stesso, Valerio Vigliari, insieme a Marco Compagnucci, Daniele Tortora. Ora,
La domanda che ti faccio è: questa tua particolare attitudine fa sì che la tua musica, parlo di colonne sonore, sia particolarmente godibile anche al di fuori dei film, proprio forse perché c'è questa componente appunto di musica suonata. Allora, io la sintetizzerei col fatto che chiaramente tu hai accennato al termine, diciamo, dell'approccio jazzistico, perché in realtà io pur avendo e continuando ad avere, diciamo, una passione sfrenata nei confronti della musica classica tutta, diciamo, proprio da Palestrina fino a, non lo so, a Xenakis e via Ah, dicendo, insomma, proprio una passione sfrenata nel senso che ho 50 anni, quindi ho avuto tutto il tempo, diciamo, di masticare tutti i linguaggi. Sono un appassionato perché fondamentalmente sono un appassionato di suono. Però è chiaro che il mio essere compositore nasce soprattutto dal fatto che quando ero piccolissimo ero un improvvisatore, quindi con il pianoforte, con la voce, e il linguaggio più intuitivo che ho incontrato nel mio percorso è prima il blues e poi il jazz, nel senso, diciamo che pur se non lo pratico nella vita, nel senso nella mia vita, diciamo, da artista che fa anche performance, diciamo che il bop, l'hard bop, il jazz di una, insomma, tra gli anni, fine anni 40 fino agli anni 70 è stato, insomma, il mio pane quotidiano proprio a livello di assimilazione di come si gioca con gli accordi, su come si gioca proprio con le melodie, e il principio di variazione mi nasce da lì. Quindi chiaramente poi quando posso, nella fattispecie, quando sono stato contattato da Mario Martone per scrivere le musiche originali, c'erano le canzoni di Robert Wyatt, chiaramente ho trovato più ecco. che in altri lavori, diciamo, il terreno ideale per costruire una drammaturgia originale che dialogasse con il film, ma anche con queste canzoni di Robert Wyatt, che comunque chiaramente non è proprio un jazzista, ma insomma, diciamo che Robert Wyatt è uno che si colloca, insomma un po' una mosca bianca di quel panorama prog, però anche Eh, jazz, batterista, ma un cantante sopraffino, uno scrittore di melodie sghembe, quindi che ha molto a che fare col jazz. Quindi la scena di Canterbury si diceva che era proprio una scena dove esattamente, c'era mezzo di tutto dentro. esattamente. Quindi lì io chiaramente, poi tornando alla tua domanda, cercando di rispondere, diciamo che la cosa principale di tutti i lavori è il suono come diciamo scaturigine proprio di tutto, per cui in questo caso c'erano tutti, io uso praticamente sempre strumenti veri, in questo caso non li ho dovuti manipolare perché la scrittura mia era richiesta un altro, era proprio una scrittura classica, per cui ho scritto una cosa al pianoforte, sono andato in studio, ho registrato alcuni brani senza click con la band e poi mi sono divertito in qualche modo a missarli. Di base comunque parto dalla registrazione di strumenti veri. Molto Mm. spesso scelgo i timbri prima di entrare in registrazione e sono molto ossessivo nel cercare il suono, nel senso che diciamo che non ho avuto una formazione da fonico vero e proprio, però è da quando ho 19 anni che comunque proprio per dare corpo e forma alle mie visioni ho imparato a utilizzare il microfono, dove metti il microfono, come lo equalizzi, c'è anche tutta la dimensione di spazializzazione del suono intesa in senso drammaturgico, non intendo la spazializzazione 5.1 o da più speaker a teatro, intendo proprio la dimensione spaziale del suono che puoi dare anche solo con un riverbero, con un'equalizzazione, cioè anche la gestione delle frequenze, quello ha a che fare poi con il fatto che mi piace lavorare con strumenti veri. Quindi molto spesso anche per diciamo esigenze di budget uso pochissimi elementi che magari sovrappongo, quindi di solito sono diciamo ensemble cameristici, se non Mm. questo devo essere sincero anche perché faccio di necessità virtù, che se Beh. potessi chiaramente mi piacerebbe anche utilizzare ensemble più grandi tutti insieme dal vivo, anche perché poi in realtà io uso anche molto la tecnica del collage Mm. quando scrivo e quando compongo per le immagini e quindi perché cerco un po' di sganciarmi dalla griglia, come si suol dire, no? Dal click. Però è Mm. chiaro
devo usare tanti escamotage per farlo con uno strumentista o due che poi sovrappongo, ma non voglio usare il click, quindi diciamo che poi con l'esperienza mi sono inventato dei metodi, però ecco, il suono che può trasformarsi in drammaturgia più classica come in fuori, o invece in esperimenti un pochino più di musica concreta. Mi piace manipolare il suono più che ricrearlo con dei sintetizzatori, anche se mi piacciono i sintetizzatori chiaramente di Rizzo, insomma, ecco. Mi sembra di capire che ti piace un po' tutto, l'importante è la visione con cui magari utilizzi una cosa piuttosto che un'altra. A proposito di questo, hai fatto due, secondo me, lavori ottimi, veramente ottimi, su due documentari, ovvero Broken Dream, su Luca Attanasio, il giovane ambasciatore italiano ucciso in Congo, e poi su Queer, un'opera che racconta appunto le storie queer a Palermo, è ambientato a Palermo. Peraltro due temi interessantissimi, sia l'uno che l'altro. E poi ce n'è un terzo di documentario che ti invidio tantissimo, che perché io sono un fan accanito di Duchamp, tu hai fatto le musiche dell'intuizione di Duchamp, quindi anche lì. Però io volevo parlare di questi due documentari che ti ho detto prima, dove ho trovato una cura del suono quasi maniacale, e veramente i miei complimenti, ecco, da quel punto di vista. Però ecco, la riflessione che faccio è questa. Mi sembra che i documentari, che una volta erano il regno dei sottofondisti, adesso stanno diventando una palestra o perlomeno anche un campo dove molto spesso i compositori possono dare libera espressione alla propria creatività. Ci sono meno cliché musicali da rispettare, ecco. Diciamo che non so se è un momento in cui c'è una maggiore libertà oggi, però hai detto bene, secondo me il documentario è uno spazio di grandissima libertà, nel senso che anche proprio a livello drammaturgico, anche a livello proprio di concezione di un progetto, ci sono talmente tanti, tra virgolette, passami il termine, scalini tra la finzione e la realtà, per cui ci sono, a volte mi appassionano di più i documentari, chiaramente dipende molto dalla regia, perché soprattutto in Broken Dreams sono stato molto libero. Il secondo documentario che faccio per Jacopo De Bartoldi, e a parte il tema chiaramente mi toccava assai. Lì però ho fatto proprio una scelta proprio a priori degli strumenti, essendo tutto ambientato in Africa, quindi ho deciso di usare il mio linguaggio, chiaramente, però utilizzando soltanto corde pizzicate, sfregate, quindi ho coinvolto Adriano Viterbini, che è un incredibile chitarrista, soprattutto appassionato di tutta la scena anche africana, e c'è anche Roberto Izzo che mi ha dato una mano, che è un violinista incredibile, e anche Angelo Maria Santisi, che è un violoncellista altrettanto bravo, e poi ci sono delle cose un po' più scritte, altre diciamo, mi sono divertito a fare quello che ti dicevo prima, il collage, quindi prendo, registro, manipolo e in quel caso agisco un po' più da pittore sonoro, paradossalmente. In quel caso mi diverto molto a creare degli oggetti sonori che poi io dipingo sulla scena e vado a giostrare, diciamo, la quantità e di massa sonora in alcune frequenze. È stato molto divertente. Diciamo che uno dei temi principali è fatto in questo modo qua. Mi sono divertito assai, e questo chiaramente avevo anche di fronte un regista che mi lasciava molta libertà. Ecco, è quello. Infatti questo tuo divertimento, ti assicuro che è un divertimento anche nell'ascolto, nel senso, questi impasti timbrici che crei, che poi secondo me quello degli impasti timbrici è forse la sfida più grande di ogni compositore, ecco, a mio modo di vedere. Ma evidentemente hai trovato anche un regista che ti lascia fare tutto questo e che a volte non è proprio così regalata come cosa. Quindi No. complimenti per i compagni di viaggio che ti scegli o che ti scelgono. E infine, a proposito di compagni di viaggio, diciamo che c'è un compagno di viaggio che ti ha portato particolarmente fortuna, e sto parlando di Francesco Costabile,
con famiglia, perché insomma sto film che per quello che conta, però insomma conta il David di Donatello con la candidatura, con quella tua bellissima canzone, ricordimi il titolo, Atoms, esattamente, cantata da Greta Zuccoli. Anche lì andate ad ascoltare bene e guardate la cura dei suoni che c'è all'interno di quel brano. Non solo quello, ma adesso è arrivata anche la candidatura al rappresentare l'Italia agli Oscar, quindi per te credo sia diciamo un ottimo modo per dare visibilità alla tua musica. Ci racconti un po' di come è nato questo progetto e della sensazione tua al momento, visto che ancora cammina, ecco. È un progetto che poi, insomma, tu lo sai, insomma, bene, che i progetti che poi arrivano poi partono da non tanto lontano, perché in realtà è iniziato la lavorazione neanche 2 anni fa. Però il mio incontro con Francesco avviene a Bologna, quando lui è venuto a vedere uno spettacolo basato era un dramma di Pasolini, il Pilade, che ho fatto all'Arena del Sole, cioè ho fatto, nel senso, ho fatto la sonorizzazione, e lui mi ha fatto un sacco di complimenti. Io non lo conoscevo, ho visto il suo film dopo qualche giorno, il suo primo film, che si chiama Una femmina, mi pare, che mi è piaciuto enormemente. Ci siamo scritti e poi è successo che prima di iniziare la lavorazione di famiglia mi ha contattato, ci siamo parlati, e la cosa davvero rara che è successa, in questo lui secondo me è davvero un artista di estrema sensibilità, non solo mi ha contattato prima, molto prima delle riprese, ma aveva ascoltato tutto quello che era pubblicato, che avevo fatto, quindi diciamo che mi conosceva abbastanza bene. Il dialogo era già facilitato, l'80% della colonna sonora l'ho prodotta, diciamo, ripescando perché io ho un mio archivio, cioè, a parte da sketches sulle partiture, perché sono anche uno molto all'antica che scrive con la matita, però da quello, da registrazioni sul telefonino, da sessioni sul Pro Tools, ma tante, ho tantissime cose che lascio lì, che poi magari prendono una forma. Quindi quando lui mi ha parlato della storia, gli ho fatto sentire delle cose su cui avevo lavorato, e parlando con lui, leggendo la sceneggiatura, me ne sono venute in mente altre, quindi sostanzialmente mentre lui girava e facevano un premontato in contemporanea, io ho mandato praticamente gli stem di quasi tutta la colonna sonora. Mentre lui girava addirittura. Sì, mentre lui girava, poi chiaramente c'era il montatore, che in questo caso era Cristiano Travaglioli, che è un grandissimo montatore, che tra l'altro ha una grande passione per la musica. Quindi E soprattutto questo è un modo per eliminare le famigerate temporary track, che sono quelle, il cancro secondo me della creatività proprio del cinema. Lo so bene, perché mi è capitato tantissime volte di affrontare quello. Poi è un altro discorso, nel senso anche come si affrontano quelle cose lì, perché anche da lì, no, può essere anche stimolante, però chiaramente non stiamo in ambiti di libertà diversi. Ecco. In questo caso qui invece io, a parte un paio di scene in cui ho scritto poi sul montaggio, l'unica cosa importante che ho scritto a fine montaggio è la canzone dei titoli di coda, che in realtà ci ho messo un paio di settimane abbondanti, perché volevo terribilmente farla in italiano, solo che non ci ho provato disperatamente, perché diciamo che a livello musicale è scaturita molto facilmente da discorsi con Francesco e dopo aver visto il film nella sua interezza. Però la lingua italiana è veramente complessa, e quindi alla fine è uscita in inglese. Vabbè. Comunque sono contento, sono molto contento. Poi Greta... Voglio ricordare, perché per chi non lo sappia, che Valerio, oltre a essere compositore, oltre a essere conoscitore di classica, contemporanea, jazz, eccetera, eccetera, ma io ho visto anche molte canzoni, diciamo così, d'autore da te interpretate anche alla voce, quindi voglio dire, nel senso veramente a 360 gradi, cioè c'è qualche cosa che non sopporti della musica? Ma forse non sopporto
fatto l'heavy metal, però Ok. anche lì, cioè nel senso, i prodromi dell'heavy metal mi piacciono, però diciamo, oppure non mi piacciono tantissimo, forse alcune forme adesso, la fusion non mi piace tantissimo, Ok. perché non c'è il suono che mi no? Quindi mi piace, io adoro Miles Davis elettrico, però poi quando andiamo troppo nella fusion non sono così rapito, ecco. Certo, E certo, anche da certo. un tipo di jazz di oggi che è un po' troppo mentale su ritmi spezzati, pure se amo le poliritmie, no? Però non è A questo. volte è una gara a fare i fenomeni lì, lo dico da Esatto, quando batterista, ecco, sì, proprio. sì. Poi conta che io sono, cioè, uno dei miei compositori preferiti tra i miei è Morton Feldman, quindi insomma a me Ok. piace a me piace molto il silenzio, questo, Ok. è chiaro. Quindi ti piaceranno gli scandinavi probabilmente. Sì, mi piacciono perché comunque mi piacciono, però non li ascolto così tanto, cioè Mm. non li ascolto così tanto. Tu intendi Sigur Rós No, ma anche i o- jazzisti, anche i jazzisti. No, Eh, lì sì, quando parliamo di jazz sono più affascinato dall'Africa, ok. sì, dall'Africa, dalle cose calde tematiche. Mm, Poi mm, anche mm. lì, anche sui miei ascolti potremmo aprire un capitolo perché No, io... no, 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 anche perché l'ultima domanda che ti faccio è proprio quella relativa ai tuoi ascolti, cioè con te mi sfizi ancora di più perché c'hai talmente tanti interessi che ti chiedo, nell'ambito dei compositori invece di musica da film o delle colonne sonore, quali sono quelle a cui sei particolarmente legato, o compositori o colonne sonore? Chiaramente c'è uno dei miei, tra virgolette, maestri è Bernard Herrmann, perché comunque Ok. è proprio che gli vuoi dire, insomma, no? Mm, Ehm, e poi cose che mi hanno molto influenzato, sicuramente il cinema di Antonioni, proprio il suo rapporto con lo spazio sonoro, nel senso mm, soprattutto in film come L'Eclissi, come Zabriskie sì. Point, Mm, ma mi hanno proprio aperto alla dimensione spaziale del silenzio. Poi chiaramente Kubrick, che tipo, non è che mm, proprio l'utilizzo anche della musica non originale. Di compositori, chiaramente Morricone sta nel cuore di tutti perché mm, è più grande di tutti, nel senso è proprio perché mi piacciono molto i suoni e la concretezza dei suoni. Lui è un grande inventore di timbri, pure se mm. magari ho sentito dire che non era apprezzatissimo come orchestratore, perché ci sono dei musicisti, guarda John Williams, guarda altri compositori che sono anche degli orchestratori sublimi, però Morricone si è inventato delle cose che, cioè, proprio a livello timbrico, di unione di suoni, che no, Che prima non c'erano. che prima proprio non c'erano, proprio questa cosa dell'invenzione, lui per me c'è un altro musicista che invece è di estrazione greca che si chiama Manos Hatzidakis, che è Mm, un compositore classico colto che però ha fatto tantissimi film. E lo potremmo identificare come una sorta di misto tra Morricone e Rota greco. Io sono mm. un fan di lui proprio, mi piace da morire. Lui ha vinto l'Oscar per quella colonna sonora e per quel film che si chiama Il ragazzo del Pireo, Mm, che mm, poi credo che la canzone è diventata quasi uno standard, che si mm, chiama Come Sunday, mm, non vorrei mm, sbagliarmi. mm, E poi è stato negli Stati Uniti, per dirti, ha fatto anche un'operazione assurda, cioè ha fatto un concept album che si chiama Il sorriso della Gioconda, registrato negli Stati Uniti e prodotto da Quincy Jones, per dirtene una. Comunque un personaggio incredibile che a me è molto caro perché sono molto legato alla Grecia, alla mm. musica greca. E dimmi una cosa attuale invece, un film, una serie TV. Ma proprio di adesso, beh, c'era il lavoro che ha fatto Greenwood sul petroliere, mi è piaciuto un Ah, sacco, ok. mi ricordo. Che comunque adesso quel film secondo me c'ha una ventina d'anni, ti voglio Esatto, per dire. quello che non...
Poi di Greenwood, vabbè, c'è anche una battaglia dopo l'altra che si dice sia, io non l'ho visto, né ahimè sentito la colonna sonora, ma si parla di capolavoro. Tu mi sa che neanche tu l'hai visto, eh? No, Mh, mh. no, sono un Ah, la appassionato. butto lì perché non magari questo signore qui nel 2021 ha vinto il premio Ubu come miglior musica e disegno sonoro, insieme a Cristiano De Fabritis per lo spettacolo Tiresias. E ecco, per chiudere, ci parli del tuo rapporto con il teatro. In realtà io le prime forme di musica non pura le ho avute con la musica per il teatro agli Mh. inizi degli anni 2000. A parte il fatto che, vabbè, per campare ho fatto qualche pubblicità alla fine degli Vabbè. anni 90, però insomma quello è un altro discorso. Però diciamo in ambiti creativi di libertà e il teatro, diciamo, lo spazio di vera libertà che ho sempre avuto e anche la mia cultura, diciamo, teatrale, sia da spettatore che da appassionato di scritti sul teatro, quindi ho letto tanto di Peter Brook, ho letto Mh. tanto di Eugenio Barba, insomma, mi ha molto formato un certo tipo di teatro di ricerca, e quindi mi ha molto nutrito anche gli spettacoli della Raffaello Sanzio, Mh. sono anche molto amico di tante compagnie, Fanny Alexander, i Motus, e, diciamo ho lavorato in maniera indipendente fino al 2012 con il teatro, Mh. però poi nel 2012 sono entrato a far parte del collettivo dell'Angelo Mai, che fa base proprio all'Angelo Mai, che è un teatro che sta a Sì. Roma, e che ha fondato poi una compagnia di teatro con cui ho fatto praticamente tutti gli spettacoli da lì a ieri, e questo mi ha dato molto spazio di costruire una poetica comune con la regista Giorgina P e anche con Cristiano De Fabritis, che è l'altra persona che si occupa di suono. E, che dire, lì è un altro, non dico che è un altro sport, perché chiaramente c'è anche la musica vera, e in realtà c'è anche molta libertà proprio a livello di scrittura drammaturgica di immaginare, di riusare, perché comunque a teatro si riscrive, il fatto della riscrittura, la riscrittura Mh. del teatro è una cosa molto, è una prassi abbastanza comune, cioè di riscrivere anche un dramma, per cui lo riscrivi anche attraverso altre riscritture, non c'è bisogno di fare l'Ediporé con il testo di Sofocle, ma puoi o riscriverlo tu o prendere pezzi di altri, cioè c'è una prassi di scrittura di scena che in realtà è molto affascinante e molto stimolante per me come musicista, perché a volte mi arriva pure e la trasformo in termini di drammaturgia musicale, per cui mi è capitato spesso di voler utilizzare temi di Parcel, temi di Handel, risuonarli, suonarli più lentamente, suonarli solo con il piano, oltre a tutta la cosa di cui ho parlato prima, che invece ha a che fare con la scenografia sonora. Quindi riempire lo spazio, a volte delegare al suono la scenografia e alle luci. E quindi questo chiaramente è molto divertente, molto divertente. Anche perché questo lavoro immagino lo fai direttamente in scena. Sì, lo faccio, chiaramente mi immagino rispetto ai vari incontri preliminari Certo. con gli attori, però ho, diciamo, sviluppato questa capacità di manipolare ambienti. Io Mh. sono un appassionato registratore, cioè io vado sempre in giro quando vado in vacanza, io registro qualsiasi cosa che mi colpisce. In questo, te che l'hai citato prima, è una prassi molto alla Duchamp o Sì. alla Rauschenberg o alla John Cage, quella di essere prima di tutto un grande ascoltatore, perché la cosa che mi Mh. piace di più fare è ascoltare. Ma a volte sento che entro in un luogo e le armoniche di quel luogo mi colpiscono, quindi lo registro, lo stendo sul programma di multitraccia e molto spesso direttamente quando si prova la scena manipolo in tempo reale queste tracce Mh. e creo degli sfondi, Quindi usando gli live elementi. electronics come si diceva, no, Sì, cioè è nel un live electronics con, diciamo, mischiando sia cose sintetiche di sintesi analogica, ma con suoni veri.
che manipolo, manipolo con diciamo, agendo in tempo reale su parametri di effetti molto semplici, da un semplice equalizzatore a un riverbero. È appassionante. Allora, appassionante come sarebbe continuare qui a parlare con Valerio, perché io penso che potrei starci un altro paio d'ore, ma dopo diventa sequestro di persona. Quindi io mi auguro, caro Valerio, di rincontrarti, perché mi dai una chiave di lettura della musica applicata nel senso proprio più vasto che possiamo intendere noi. E questa qui è una cosa molto bella e stimolante, penso, anche per chi ci ascolta. Io ti auguro il meglio, soprattutto per dopodomani. Io purtroppo non ci potrò essere. Che dirti? A presto. A presto, lo spero. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.